I migranti ospiti del centro di quarantena del villaggio Mose di Agrigento, dopo quanto è accaduto ieri, sono stati trasferiti in un'altra struttura dove ultimeranno il periodo di sorveglianza sanitaria. Così il prefetto Maria Rita Cocciufa, la quale conferma che oggi le ultime 3 persone positive al coronavirus verranno trasferite a Palermo, dove saranno imbarcate sulla nave Aurelia. Al momento, nella struttura del rione commerciale di Agrigento restano soltanto 3 persone contagiate dal virus Covid-19, per le quali si sta procedendo ad organizzare in maniera opportuna il trasferimento e l'imbarco sulla nave quarantena Aurelia, che irrà da Palermo. Al termine di queste operazioni la struttura sarà chiusa, ma si dovrà vedere se dovesse essere riaperta in caso di necessità. Intanto 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo durante i tafferugli registrati si sono rimasti feriti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, esprimendo solidarietà e vicinanza, ha parlato chiaramente di aggressioni intollerabili nei confronti di chi in questa difficile situazione sta operando con dedizione e professionalità anche sul fronte della gestione del fenomeno migratorio per garantire la sicurezza dei cittadini.